Fil Rouge TV, la tua web TV. In tutti i DPCM redatti dal governo italiano non si parla mai, e dico mai, della Movida, non si parla mai degli operatori del settore, non si parla mai dei locali notturni. I locali notturni sono stati i primi a chiudere per emergenza Covid-19. Da febbraio ad oggi non si parla di una possibile riapertura. Più di 2.500 aziende, circa 90.000 operatori nel settore tra DJ, barman, camerieri, fattorini, tecnici, fornitori di audio e luci, fornitori di bevande alcoliche e non alcoliche. Nessuna risposta per loro. Noi oggi a TVTV facciamo un appello alle nostre istituzioni per chiedere una possibile ripartenza del mondo della notte. Noi non siamo brutti e cattivi. Noi non siamo le pecore nere della discoteca, della movida, del mondo della notte. Noi siamo operatori del settore che portiamo divertimento, allegria, cultura musicale. Con le giuste cautele, rispettando la distanza e la salute altrui, vogliamo lavorare. Vogliamo lavorare per noi, vogliamo lavorare per voi, vogliamo lavorare per le nostre famiglie. Intervista al femminile. Manola, Martinica. Tutto al femminile. Tutto al femminile. Sì. E allora, quindi vedo che per questa quarantena, oltre a... Abbiamo fatto una follia, siamo al quarto cane, questa è la new entry della quarantena. Non sei stata l'unica, perché anch'io, insomma. Brava. Un cane. Ma loro sono una terapia, quindi fanno bene. Quindi, oltre al cane, come l'hai trascorsa questa quarantena? Allora, io l'ho trascorsa penso come un po' tutti, nel senso tra alti e bassi a livello di umore, secondo me. Quindi ho fatto qualche diretta su Facebook, sui social, su Instagram, ho fatto qualche DJ set, mi sono occupata dei miei cani, mi sono occupata della casa, del mio compagno e quindi alternavo a fasi diciamo più felici a quelle meno felici, Certo, vabbè, più riflessive, no? Si cerca sempre di stare infatti, su di col morale, esatto. E quindi come la vedi? Come lo vedi questo futuro? E penso che si ha questa voglia di uscire, di tornare quantomeno un po' alla normalità. Poi ci saranno secondo me persone che magari sono più paurose, si preoccupano, vorranno vedere cosa succede, quindi vedranno cosa succede in questi giorni, dalla prossima settimana, quando usciremo dalle gabbie. Parliamo dei DJ, tu che sei una donna DJ. Già, insomma, la figura del DJ è una figura difficile da gestire per un uomo perché non è comunque riconosciuta a livello lavorativo. E per una donna? E secondo me dovremmo sfatare questa stronzata, permettimi, perché è una figura assolutamente a tutti gli effetti di un lavoratore. Cioè noi siamo dei professionisti che intrattengono, quindi con della musica, il pubblico, che tra l'altro abbiamo a che fare con apparecchiature altrettanto professionali, quindi perché non dobbiamo rientrare in una categoria di lavoratori? No, dobbiamo, perché abbiamo tantissime responsabilità e quindi secondo me anche da questo punto di vista dobbiamo essere tutelati. Certo. E le riaperture come le rivedi? Con i locali all'aperto? Allora, le riaperture che mi auguro ci siano, perché veramente ne abbiamo tutti bisogno, le vedo in questa modalità, secondo me. Distanziamento, quindi parliamo intanto di locali che possono essere di ristorazione o pub, perché le discoteche secondo me è un altro discorso, ma perché la discoteca nasce in un contesto di contatto.
è chiaro. Quindi è difficile, sarà no, è difficilissimo. incompatibile, cioè come fai a non... è un'aggregazione la discoteca, quindi come fai a non fare assemblaggio di persone, ci siamo? Quindi come fai? Quali sono i tuoi progetti per questo futuro incerto? Progetti, devo essere sincera, nonostante io sono una persona positiva, mi vedete, no? Tra i TikTok che vado facendo, le mie... La regina del TikTok! Sì, è un modo per così, esternare anche magari lo stress e sfogarsi in questo modo. Non ho, devo dire, grandi progetti, mi auguro che provvedano a rendere più chiara la situazione, perché in qualche modo noi ci devono mettere in possibilità di fare il nostro lavoro, quindi ci devono ci devono aiutare. Quindi prevedi una situazione di Prevedo, aiuto? sì, da parte del governo, da parte dello Stato, in qualche modo dobbiamo risalire. Bene, Sì. grazie. Grazie Ciao a te. Martinica! Ciao amici di TVTV, sono Roberto Arreale in arte TSOS e con questo saluto vi auguro di rivederci presto per tornare a riabbracciarci sulla dance floor. Ciao! Roberto Bianconi, referente SILB per quanto riguarda la Sicilia occidentale, direttore artistico del Country Club Palermo. Come è passato questa quarantena? Ma come un po' tutti, costretto a casa con i familiari, per cui passare le giornate impegnandoli a fare studio dei bambini, figli, che oramai anche loro si sono dovuti adeguare ai nuovi sistemi. Quindi ti di sei lezione. riposato? Beh sì, ma anche troppo, anche perché io che sono una stacanovista ho sempre iperattivo. Ritrovarmi costretto dentro le mura di casa a non fare quello che faccio solitamente, è chiaro Certo. che... Io ti ho Mi ha rappresentato senso. come referente della Sicilia occidentale del SILB. Cos'è il SILB? Il SILB è il Sindacato Italiano Locali a Ballo, è un sindacato nazionale che raggruppa tutti i locali di pubblico spettacolo, tutte le discoteche, che siamo al momento ufficialmente circa 2.500 in tutta Italia, ma potremmo anche essere quasi 3.000 se consideriamo anche quei locali dove comunque sia in un modo o nell'altro si balla, però non c'è il TULPS, non ho la licenza TULPS, però comunque diciamo per questi 2005 noi rappresentiamo... Il SILB, capitanato dal presidente Maurizio Pasca, in questo momento è attivissimo perché, capite bene, sta portando avanti una diciamo lotta, guerra, o quantomeno sta portando avanti tutti i buoni propositi per i locali notturni sul territorio nazionale. Cosa sta portando avanti di concreto il SILB per gli operatori del settore? Allora, noi abbiamo chiesto come sindacato al governo degli strumenti ben precisi. Abbiamo chiesto innanzitutto dei finanziamenti a fondo perduto per sopperire al momento di crisi, anche perché noi siamo stati i primi a chiudere. Ci sono locali che hanno già chiuso a metà febbraio nel nord Italia come discoteche, noi per esempio abbiamo fatto l'ultima serata a fine febbraio, poi dal 1° di marzo siamo rimasti chiusi, anche se ancora non è arrivato un decreto che ci imponeva di chiudere, ma noi per una nostra chiaramente coscienza personale abbiamo deciso di non andare avanti, perché abbiamo capito che c'era qualcosa che stava cambiando per l'aria, appunto. Il SILB tra l'altro sta lavorando sul territorio nazionale, sappiamo che oltre la Sicilia, che è una città di grande turismo, però dobbiamo pensare anche all'Emilia Romagna, a Lombardia, a tutto il resto d'Italia, dove le discoteche fondamentalmente sono l'anima per tante persone, ma per un business. Pensa che noi calcoliamo circa 4 miliardi l'anno di 4 miliardi e mezzo di fatturato di indotto, compreso l'indotto, sì, assolutamente. quindi è importante. Però ci raffrontiamo anche con quello che può essere l'aspetto di altri stati, tipo la Spagna. Per esempio io so da notizie quasi certe che Ibiza e Formentera già dal 23 giugno ripartono con le discoteche, almeno solo per i residenti. Tu hai qualche notizia in merito? A me è giunta la stessa voce, so che si stanno organizzando, ma dico chiaramente parliamo di 2 località dove il loro business principale è il mondo della notte, la discoteca. Da noi negli anni 90 noi eravamo il centro del mondo delle discoteche, e questa cosa è un peccato che si sia persa, perché noi avevamo un privato importante, noi facevamo tendenza in giro per il mondo, e tendenza fa Ibiza.
Adesso, ma questo perché secondo me Oserei dire che nel 2001 Palermo ha vinto come discoteca Sì, il premio nazionale il Movida era in un Italia locale, ed eravamo noi l'esempio per tutto il resto d'Europa. c'erano le locali in Sicilia e in provincia, c'erano locali, mi ricordo c'era Lira Dei, anche sul versante orientale abbiamo locali bellissimi. C'era il Grog, può essere. Grog, a Caltanissetta, ma Pochino. voglio dire, tu a Taormina e tantissimi locali. Veramente avevamo delle bellissime realtà, abbiamo fatto veramente tante belle cose. Là, ancora ad oggi, ed è per me un peccato che non possa essere così anche nella nostra bella terra, là stanno trovando una soluzione per andare avanti. Adesso io non so se queste soluzioni saranno più o meno funzionali, ma sicuramente loro devono ripartire in qualche Ma maniera. possono fare da esempio anche per le nostre Posso fare un discoteche. esempio, però quello che dico io è se comunque fra un po' riapriranno le frontiere, si potrà viaggiare tra uno stato e l'altro. Secondo me i protocolli da utilizzare dovranno essere utilizzati a livello mondiale, perché nel senso che poi in Italia poi non si potrà ballare e invece in Spagna sì. Allora perché dico io posso andare a ballare in Spagna e là magari rischio di prendermi il Covid e in Italia no. Sono d'accordissimo. Non ha senso, cioè non è ci vuole un protocollo. Quindi speriamo che a livello governativo, in questo caso regionale, ci si adegui quantomeno a livello europeo, non lo so, insomma, che ci metta un adeguamento a livello europeo. Esatto, sì. sì, lo Perfetto. penso. Grazie Robby. Ma di che? Bocca al lupo. Ciao. Crepi. Ciao. Alessandro Taormina, DJ e figlio d'arte. Addirittura. Figlio di Paolo Taormina, proprietario del Cerchio e del Paramatta, che sono due discoteche che a Palermo hanno fatto la storia. E allora Ale, come hai vissuto questa quarantena? Diciamo questa quarantena mi sono dedicato prettamente ai miei cani, ai miei San Bernardo, abbiamo avuto delle cucciolate, perciò tutto Animal House, varie dirette con i vinili. Le abbiamo viste. E poi qualche dolcetto, più Eleonora che io, dai. Abbiamo visto anche delle foto in body, ma quelle diciamo Lasciamo le lasciamo stare, col papillon, stare. per dare un po' il movimentazione alla Certo, diretta. per rallegrare noi tristi che durante la quarantena diciamo abbiamo mangiato e basta. Senti, ma come lo vedi questo momento? È un momento veramente così tragico? Ci stiamo preoccupando troppo? Allora io penso che adesso pian pianino ci stiamo risollevando, non dico economicamente perché c'è una crisi totale, però pian pianino con le giuste cautele ci stiamo risollevando, soprattutto ho visto ora incominciano ad aprire ristoranti, bar, pub e tutto il resto. Diciamo che forse ci siamo, forse, non al 100% ma al 50% purtroppo. Come gestirai le tue prestazioni artistiche in vinile? Perché ricordiamo che Alessandro suona rigorosamente con i buoni vecchi dischi. Con i buoni vecchi. Come le gestirai queste, sperando che ci siano più possibili? Io penso, proprio da questo punto di vista, non vedo difficoltà perché, sai bene tu, abbiamo fatto delle serate insieme, suonando per aperitivo, suonando per un piano bar, il disco, la musica anni 70, la musica tipo Stevie Wonder, queste cose ci sta benissimo. Certo. Perciò fortunatamente non dovrei avere problemi. Il problema è tutt'altra parte, penso. Beh, magari chiaramente uno sceglierà anche delle situazioni un po' meno da ballo e un po' più da ascolto, quindi le cene potrebbero essere delle cene musicali. O magari i pub, questi con giuste cautele di distanziamento l'uno tra l'altro. Ma secondo te cambierà la qualità dell'artista? Perché diciamo che ultimamente c'era un po' di confusione. Suonavano tutti erano DJ, tutti erano direttori artistici, esattamente questi sono i miei argomenti. Ma si sa che io sono un po' cattiva da questo punto di vista. Tutti artisti, secondo te questa quarantena ha un po' smorzato, andrà avanti la qualità oppure continueremo così all'arrembaggio? Domanda azzeccatissima, andrà avanti la qualità, cioè i nomi, i cognomi che comunque nell'arco del tempo hanno fatto sì, diciamo, un minimo di storia e comunque sempre il DJ, quella sua folla attorno la deve sempre avere, perciò un po' di DJ non saranno, a parer mio, attenzione, più richiamati. Diciamo che consigliamo anche ai gestori dei locali
di dedicarsi ai professionisti, agli artisti di peso, A che hanno un Palermo ci peso, sono, ce ne stanno. certo, ma che non suonano più perché purtroppo i titolari dei locali non sono disposti a pagare un cachet adeguato. Giusto, adeguato, infatti. non E adesso, esorbitante. visto e considerato che comunque i locali stessi hanno difficoltà, Adesso è un problema. come si fa? Perché pub, ristoratori, anche i stessi bar, magari dovessero chiamare un DJ per suonare. Non so se chiamano, preferiscono la filodiffusione, perché comunque No. almeno un DJ un tot lo deve prendere, non sto Però- qui a quantificare. però se l'artista Ecco. ha un peso Bravo, nei confronti del pubblico, allora diventa un'attrattiva Bravissimo. per la Ha un clientela. suo seguito. Quindi facciamo capire anche ai titolari dei locali che è importante chiamare un artista. Secondo me la figura del DJ, di peso. dell'artista in sé è molto importante. Artista Bene. intendo non solo DJ, anche coloro che suonano strumenti. Ale, tu che sei così fantasioso con le tue camicie floreali inconfondibili, ci dai una previsione, una soluzione? Cosa faresti tu per fare in modo che questa cosa si mettesse subito o comunque in breve tempo a posto? Allora io va benissimo con l'apertura dei pub, va benissimo il distanziamento, va benissimo tavolini distanziati 2 metri l'uno dall'altro, va benissimo tutto. Il problemone è non trovo soluzioni nelle discoteche. Nelle discoteche soluzioni non ce n'è. Già. Assolutamente no, perché come fa? Che fai? Fai entrare 50 persone, ne fai uscire poi altre 50, poi ne fai... L'altro volta ho fatto un post di Polino Banchi, 555. Esattamente. Perciò non ne vedo soluzioni Quindi in discoteca. aspettiamo. Aspettiamo e speriamo, mi sa, prossimo inverno per le discoteche. Il resto no. Va bene Ale, grazie. Grazie a voi, grazie a Grazie. tutti, a tutti voi, grazie. Amici di TV, che bello TV, la storia. La storia, Io ero veramente la piccolissimo quando andava TV e c'era Mauriziotto che era giovane, Bravo. magro, adesso un pochettino in casa. Dai, ma va bene, sta bene pure così. Ciao Maurizio! Grande, va bene. Allora, dobbiamo parlare di questo problema, di tutti i poveri ragazzi che lavorano nel mondo dello spettacolo, che in questo momento sono in crisi. Ma non stiamo parlando degli artisti, stiamo parlando di tutti coloro che stanno dietro le quinte, stiamo parlando di tecnici, stiamo parlando di operatori da palco, insomma, tutte persone che non si vedono davanti alla telecamera e che lavorano attorno a noi. Anche noi abbiamo avuto un grande problema perché ci hanno praticamente tolto il nostro film, il nostro primo film dal cinema, ma adesso è su Amazon, non avete più scuse, ve lo potete vedere, tra l'altro senza picciole, perché il primo mese Amazon non si paga. Quindi, Dobbiamo cercare di trasformare quello che era negativo, quello che è negativo in qualcosa di positivo. esatto, quindi guardate tutti quanti TV col grande Mauriziotto. ci vediamo tutti in spiaggia. Ciao Maurizio! Perché spiaggia? Mia, cosa mia? A posto, sei sicuro che dopo sta cosa mi fa pigliare la patente? Che cosa hai fatto? No, niente, una cosa mia, sicuro. Ma cosa? Cos'è? Non lo faccio su cosa. Ma non ho capito. Un Maurizio, me ne fotta. Quindi sei un falso, TV non ti piace? Ma non mi piace, c'è un Maurizio che è tanto. Ma che vuol dire? Che ha davanti un butolone. Ma è una televisione moderna. Ma con la moderna, una cosa di vecchia, ma nonna su vedete voto e Vabbè, voto. ragazzi, dai, Che mancherà non nato, ma possiamo come non fare uscite voto e così, voto, me ne dai. vai. Oh, speriamo bene. Goodbye, my friends. Goodbye, world. I'll see you in the next life.